Eccolo qui, Larry O'Brien Trophy. Per poter stringere questo emblema, intitolato uno degli storici commissioner dell'NBA, ogni anno 30 squadre si danno battaglia sul parquet dall'altra parte dell'oceano. Lo spettacolo più bello del mondo, e poco importa se negli ultimi anni l'esasperazione del tiro da tre e certi cambiamenti del gioco abbiano attirato le ire dei critici. L'NBA è sempre l'NBA, soprattutto se si guarda al passato leggendario. Palazzo Borsa, la magia è qui fino al 6 ottobre con NBA Overtime. La mostra con il tempo e contro il tempo, perché il basket è tempo, il basket è arte, ma il basket è anche storia. E quindi a Treviso questa mostra è sia storia che arte, sia storia che movimento. Dunque non solo l'NBA di Kawhi Leonard, LeBron James e James Harden, o quella appena recentissima di Kobe Bryant, Shaquille O'Neal e Tim Duncan, ma anche quella delle leggende degli anni 70 e 80, dalle incursioni di Julius Erving, Dr. J sopra il canestro, alle battaglie irripetibili tra Magic e Bird, a nomi indimenticabili come Kareem Abdul-Jabbar e Isaiah Thomas. Video e maglie, cappellini e memorabilia per appassionati e non solo. I giocatori sono sempre di più degli artisti perché con la mano, con questa mano qui a volte la usano come un pennello, oppure si muovono, giocatori di 2,10 m che pesano 120 kg, come dei danzatori di breakdance. Senza dimenticare il rapporto privilegiato con Treviso, prima squadra italiana a sfidare i colossi NBA nella mitica amichevole Seattle Supersonics Benetton Treviso del 1984 al Palaverde, e la bionda stella Jack Sikma a dispensare tiri e stoppate. E poi filmati, foto e maglie dei grandi giocatori e allenatori ex trevigiani che hanno spiccato il volo verso l'NBA, da Kukoc a Del Negro, da Bargnani a Garbajosa, da D'Antoni a Messina. E se di vintage parliamo, impossibile che all'inaugurazione della mostra, aperta dalle 10 alle 20 e gratuita, non fosse presente la voce di chi ha fatto appassionare generazioni intere alla palla spicchia stelle strisce, nonché uno dei più grandi coach della storia in Italia, alla guida di quella Milano che incrocia le armi anche con Treviso. La partita più che mi ricordo è che 81-82, che noi abbiamo vinto lo scudetto alla fine, e sono venuti loro neopromossi e quasi ci battono a San Siro, e Paolo Vazzoler, che è il vostro presidente, mi ricordo che ha fatto lui 5 canestri in fila a metterci in grave difficoltà. Come abbiamo vinto non lo so ancora.